Senza dubbio è stata una tegola bruttissima, anche perché stiamo parlando del professor Alberto Felice De Toni. Da rettore si è prestato alla politica come servizio e io penso che tutti questi avvenimenti stanno portando il nostro sindaco a farsi la domanda: ma chi me l'ha fatto fare? Il quale ha ricevuto una pugnalata politica. Quando loro non arrivano, non riescono, politicamente ricorrono a tutte le misure per annientare, non considerandosi degli avversari, ma dei nemici. Siamo pienamente consapevoli che l'operazione, e anche coi fatti, è stata fatta male. Che il sindaco De Toni sia una brava persona nessuno lo esclude. Invece, in maniera intelligente ma scorretta per conto mio, non hanno fatto l'apparentamento, perché in questo modo hanno potuto avere due consiglieri, avete potuto avere due consiglieri in più. Dunque, quando il collega croato denuncia il fatto che la composizione dei consiglieri di centrodestra non è quella che dovrebbe essere, io sono d'accordo con lui. Noi non c'entriamo nulla. È la legge così, sarà una legge fatta male, va modificata, va aggiustata, ma dire che il nostro sindaco è un soggetto che ha truffato i cittadini, ha truffato le liste, ha fatto accordi poco chiari, questo no. Però i fatti sono fatti. Se a Bari non hanno fatto ricorso alla procura perché gli andava tutto bene, non vuol dire che tutti devono fare la stessa cosa. Perché l'hanno fatto. Ma questo è un altro caso. Se abbiamo voluto fare così perché abbiamo visto che avevamo potenzialmente ragione. Io dico che avete sbagliato di grosso e chi vi ha consigliato l'ha consigliato malissimo. Ci sono delle leggi, è chiaro che bisogna cambiare anche la parte politica. Se il sindaco ha commesso un reato, io affermo, non un minuto dopo, un secondo dopo, ce ne torniamo a casa. Però, ma scusami, non è che lo devi decidere tu che vieni tornato a casa, è la legge. Perfetto, però se questa cosa qui dovesse finire in una bolla di sapone, a questo punto ve ne tornate a casa voi, perché è troppo facile fare gli esposti. No, ma voglio dire, e comunque, sì, ma comunque avete sbagliato, perché la legge elettorale non funziona in quel modo, è tutto lì la differenza. Qui è stato per me una leggerezza che forse gli costerà abbastanza.